Mister, una vittoria che è arrivata dopo il pareggio contro il Calvinoale e ne avevamo parlato domenica, buona l'intendimento di domenica, altrettanto buono, forse meglio quest'oggi. Allora, come intendimento, se intendi tramite di gioco, meglio oggi. Come intensità, già si era visto qualcosa domenica scorsa. Pensavo un po' anche alla grandezza del campo, che quello di Noale è un pochino più ridotto, ma invece abbiamo fatto molto bene anche oggi. Forse dal punto di vista fisico si è proprio visto che stavamo meglio della Liventina. E ripeto, la prima mezz'ora molto molto bene, l'episodio del rigore un po' direi parecchio fortuito che hanno avuto li poteva rimettere in gioco, ci ha creato qualche disagio in campo, ma per una decina di minuti poi sì, e dopo abbiamo ripreso, tutto sommato tolti gli ultimi 20 minuti dove abbiamo un po' gestito, e il resto insomma credo sia meritata, insomma, nettamente, abbastanza, insomma. Sicuramente adesso questo campionato insomma vi trova lì, insomma, Sì. dovete esserci. Sì, ma per forza, ma già il fatto di partire, che sono solo 9 gare, sai benissimo che però è anche inutile, nel senso, illudere, cioè noi le giochiamo tutte sicuramente, perché caratteristiche l'ho chiesto ai ragazzi, c'è a viso aperto e vediamo insomma cosa riusciamo a fare. Siamo giovani, diciamo che col direttore sportivo avevamo pensato di usare questo scorcio di campionato anche in funzione dell'anno prossimo, ringiovanendo un po' la rosa, inserendo dei ragazzi che ci potrebbero interessare per l'anno scorso. Poi vediamo, se fra 3 giornate magari siamo vicino alla vetta ci proviamo, però onestamente ci sono almeno 3-4 realtà sulla carta che magari ci sono superiori, poi vedremo dai. In bocca al lupo. Grazie, viva il lupo, altrettanto.